con gioia del Figlio, la grazia nostra, l'amore di Dio e dello Spirito Santo, celebra oggi la memoria romanziato ad Arona, Novara, il 2 ottobre 1538 e morto a Milano il 3 novembre 1080. Di nobile un cardinale dello zio di Roma cattolica, un momento tutta literale dove si trasfonde il concilio di Trento. Conclusione, aveva egli stesso operato con frequenti capillari visite pastorali, la disciplina fonario formò i fedeli mezione catechistica, la cura per l'unione dei sacramenti, l'intenso zelo per la riforma rosiana mostrò, per via delle quali fu particolare sulle popolazioni aderenti a 6 anni apostoliche, una figura di santo che assegna della Chiesa e anche la spiritualità. Vogliamo essere anche noi entusiasti e generosi nel vivere del Signore. Dopo aver rallentato il nostro cammino, ci affidiamo alla misericordia del Signore, che non sei venuto a condannare, ma a aprire eleison. Cristo che fai festa peccatore e lei perdoni molto ampie e onnipotente per la conduta eterna, preghiamo. Udiscilo, Signore, il vescovo San Carlo, la Chiesa si rinnovi incessandosi all'immagine del tuo mondo, il volto di Cristo. Dio ti accade per tutti. Era apostolo del popolo. Anch'io, infatti, della discendenza di Abramo, Beniamino. Dio non ha scelto fin da prima. Ora io dico, inciamparono per cadere, ma loro passa a lungo la loro gelosia.
se la loro è stata quanto più non voglio una parte di Israele fino a quando quante le genti. Allora tutto Israele, come sta da Sion, uscirà il liberatore, egli toglierà l'impietà da Giacobbe. Sarà questa la mia alleanza con loro. Essi sono nemici per vostro vantaggio, ma quanto alla scelta, i doni e la sono abili. Il Signore non respinge il suo beato l'uomo che tu castighi, Signore, e a cui insegni la tua legge per dargli riposo nei giorni di Signore non respinge, poiché il Signore non respinge il suo popolo e non ha guerra, e tutti il Signore non respinge. Se il Signore non fosse stato in breve regno, quando dicevo la tua fedeltà mi ha sostenuto. Il Signore non respinge il suo popolo. Alleluia, alleluia. Io gioco sopra di voi, dice il Signore, state da me, che sono mille. Alleluia. Il Signore sia secondo Luca. In sabato, casa di uno dei capi e sta per farlo. Anche una parabola, come sceglievano i primi. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, è giusto che non ci sia un altro invitato di te che venga a dirti il posto. Allora non vergogna a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato, vieni più onore, dico, perché la umilia sarà parola del nella prima lettura è la conclusione nella sua lettera
ai Romani, il popolo eletto, non conosciuto, dono di Dio, il Salvatore. Si è chiuso. Paolo fa comprendere attraverso la sua riflessione è stato dal fatto che sono destinatari di Gesù. In tal momento il dono di la fa il riconoscere l'identità di Gesù. Non è ma essi sono amati, i doni e la chiamata di Dio, Dio Israele e lo ha costituito per gli altri popoli della luce, della verità, della ma le creature possiamo meno. Possiamo dire sì e fare ma costantemente grazia. I di Dio sono io. È un e di non sviluppare, fondere, dandoci e brano chiude che diventa di vita lo spirituale. E chiunque abbia chi si umilia ecco la destra per la misura in cui riconosciamo che la creaturalità quando abbiamo qui noi stessi, la nostra vita la nostra si stacca, amo allo Spirito Santo della Madonna Santa, oggi che è sabato, l'umiltà di Maria nel suo magnifico e l'umiltà del cuore dove il Signore vuole.
del giorno. Io so in semplicità, diciamo, ascolta sulle armi vivo e non cessi mai con forza gelo a tutti gli uomini, preghiamo. ascoltaci, perché siano nel mondo voce di chi non ha voce, rifugio per chi è indifeso, conforto per chi vive nella samo. ascoltaci, Per tutti i cristiani si vergognino della fede ricevuta, entusiasmo il Vangelo di Cristo nella famiglia. ascoltaci, oh Signore, per la nostra comunità, perché trasformi la sua fede in e nessuna persona vicina a noi soffra e la solitudine. Dio Signore, Perché il Signore susciti nelle nostre comunità dei testimoni autentici e fedeli e scelga guidino con amore e Chiesa. Preghiamo. ascoltaci, oh Signore, il tuo Figlio ha salvato accogli la viva esitendine nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, abbiamo ricevuto frutto della terra, muoti per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua abbiamo vino, frutto della vita e del lavoro del presenti 20 pentiti, accogli i giorni. E preghiamo il sacrificio, Padre, guarda con bontà, o Signore, l'altare nella memoria di Gesù che sue la personale anchezza di questo sacrificio abbondare in frutti genuini, nostro Signore, sia in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore, cosa buona, di grazie, a benedizione e di lode, Dio onneterno,
sospinto dal suo pastore cantato alle in cielo e i sacramenti. Offre prendi sacra con il tuo spirito perché di quel sangue del tuo figlio Signore nostro Cristo che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte iva tradito, prese il pane, era di benedizione, lo cepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso cenarice di benedizione lo diede ai suoi e bevetene tutti. Questo è il sangue per la nuova ed eterna versato per voi e per dei peccati, in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale redentrice del tuo Figlio, della risurrezione e ascensione al cielo, ti offriamo panto di grazie e questo sacrificio vivo e santo. Riconosce la tua Chiesa, la vittima in nostra redenzione, e a noi che ci nutro è tuo Figlio, dono dello Spirito Santo, perché diventiamo un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita. Possiamo promesso con i tuoi eletti, con la Maria Vergine Madre, Giuseppe suo sposi, a gloriosi martiri, lo Padre San Francesco, soli presso di te. Ti preghiamo, oh Padre, questo sacrificio di conciliazione doni pace vero, confermi nella terra. Lo Papa Francesco, Vescovo Andrea Bruno, l'ordine di dialogo, ascolta la preghiera
che hanno accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e che hanno lasciato questo noi siete potete la nostra tuo Dio per con a te Dio pietà dello Spirito poi gloria per tutti guidati dallo Spirito e sapiendo con fiducia diciamo Padre nostro che sei nei cieli, sia santo il tuo nome, venga il tuo regno, e dal nostro noi, che noi li rimettiamo da altri giorni, aiuti cordia, vivremo e sicuri che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, lascio l'ola e ai nostri e donale, unici secondo la tua volontà, via regni dei secoli, e sempre con lui che toglie i peccati dati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, il corpo di Cristo mi custodisca per la vita. Il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
e ai santi misteri, o Signore, ci comunichi lo spirito di fortezza che rese il ministero e ardente nella carità verso i fratelli. Per Cristo, il Signore sia con voi, ci sostenga Dio Onnipotente, Padre e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, stiamo in pace. Gli sguardi tuoi per una volta sola, o dolce cara, ascolta chi ti chiama.